Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò a scoprire degli angoli nascosti delle colline di Valdobbiadene, un territorio patrimonio UNESCO. Andremo a vedere una cascata che va a generare un anfiteatro naturale, un qualcosa di veramente unico. I laghi di Revine circondati dalle prealpi di Belluno, veramente meravigliose. La via dei Murales, il giardino dei bonsai, un enorme castello che va a dominare una vallata dove si trova anche uno dei borghi più belli d'Italia. La storia della confraternita di Valdobbiadene, 150 persone oggi sono iscritte a questa confraternita incappucciate, hanno cambiato la storia di questo territorio. Questo e molto altro nel video di oggi. Allora, che state aspettando? Venite con me nell'avventura di oggi. Punto di partenza è dal comune di Refrontolo, in provincia di Treviso, in Veneto. Qui alle mie spalle il molinetto della Croda. Quello che ho davanti ai miei occhi è una perla delle prealpi trevigiane. Il molinetto della Croda è un antico mulino del 1630. È stato costruito per macinare la farina. Successivamente è stato ampliato per creare la casa del custode per la sua famiglia, il granaio e la stalla. L'ultima macinatura della farina è del 1953, poi fu abbandonato. Fortunatamente il comune di Refrontolo ha deciso di restaurarlo e ripristinarlo. Oggi è un museo e anche un luogo dove riscoprire la storia di un tempo, come si viveva centinaia di anni fa. È un vero spettacolo. È visitabile, c'è anche un percorso tutto attorno per poter scoprire la meraviglia di questa cascata di 12 metri. Generata dal torrente Lienza, che è un affluente del fiume Soligo. In questo piccolo angolo di paradiso, uno dei tanti che andremo a scoprire, inizia l'itinerario di oggi. Adesso vado a dirigermi verso i laghi di Revine. Mi trovo nelle colline di Refrontolo. Qui sono nel centro della produzione vitivinicola del Prosecco. Eppure qui bosco e la coltivazione dei vigneti riescono a stare in equilibrio, non c'è ancora una coltivazione delle viti così invasiva. Su questi percorsi si fanno sempre degli incontri speciali. Buona colazione, ciao, bellissimo. Ciao, guardate che belli che siete. Buona giornata. Dal suggestivo percorso all'interno del bosco di Tarzo arrivo in una sua piccola frazione, Nogarolo, e qui faccio un salto indietro nel tempo, mi trovo in un piccolo borgo. Guardate che spettacolo, queste case immerse qui nelle colline di Tarzo, con le pietre ancora dell'epoca, sono dei perfetti restaurati. Qui alle mie spalle la piccola chiesa col suo campanile che va a dominare su questa collina, tutto il paesino immerso nel verde, un vero spettacolo. Una bellissima discesa mi porta da Tarzo ai laghi di Revine. Qui sono al lago di Santa Maria e poi poco più avanti c'è il lago di Lago. Ecco l'atmosfera che si respira attorniata dalle prealpi. Lì intravedo già lo specchio d'acqua, veramente una grande emozione. Arrivo ai due laghi di Revine e qui si respira la magia che trasmettono questi due specchi d'acqua, il lago di Santa Maria e il lago di Lago. Un luogo magico, le colline che si rispecchiano su questo specchio d'acqua, i boschi veramente
che danno un senso di pace e tranquillità, un vero paradiso per la natura e per l'uomo, dove si può trovare il proprio equilibrio. La leggenda racconta che nel 1918, durante l'occupazione, era stata costruita una ferrovia che andava a collegare Cison di Valmarino, che è qui vicino, a Revine, una ferrovia a scartamento ridotto dove, durante dei sabotaggi, si fece affondare qui nei laghi il treno. Infatti c'erano dei binari che andavano a scorrere sopra questi laghi. Fu distrutto il ponte e si dice che nei periodi di secca si vedano ancora i binari. Nelle case, nei piccoli borghi qui attorno, negli orti, nelle travi a sostegno delle case si possono trovare ancora dei pezzi di binari, e questo va a rafforzare questa ipotesi, questa leggenda. Tutto attorno a questo lago ci sono ancora dei piccoli borghi che hanno ancora le loro fisionomie. Passando in quelle case dove si vede ancora la pietra del tempo, i viottoli, si può fare un salto nel passato e immergersi nell'atmosfera che c'era qui un tempo. Si respira ancora la magia di quei giorni. Appena esco dal lago, mi allontano di 50 metri, scopro la via dei Murales, nata da un'idea del 2008 di valorizzare il comune di Tarso. Affiancata a Murales, Più antichi del 1500 si trovano 14 Murales, di artisti locali, sì, perché non serve andare molto lontano. Abbiamo dei bravissimi artisti, anche qui in Veneto, proprio nelle nostre zone, come si faceva un tempo. Anche oggi si valorizzano questi territori con persone che li amano. I murales sono di vario tipo. Questa è una raffigurazione del lago con la barca in un paesaggio incantato. In questo murales invece possiamo vedere un atto di vita quotidiana, quando il bambino, magari per sua mamma, va a prendere i vari ingredienti che servivano in casa per fare le varie ricette. Alcuni murales invece raccontano una storia triste che si è vissuta qui in Veneto, l'emigrazione. Una carrozza trainata dal cavallo, caricata con i pochi averi di questi poveri che ormai non avevano più niente nel dopoguerra e lasciano il loro paese, la colonia fratta, per andare alla ricerca di fortuna. a Tarso, vicino alla chiesa parrocchiale, si trova anche un giardino unico nel suo genere, il giardino museo Bonsai della Serenità, con circa 500 piante, molte autoctone e più della metà sono da seme. I primi esemplari risalgono ai primi anni 60 e alcune piante sono state premiate con titoli internazionali. I colori e le forme e le sensazioni sono uniche in questo giardino da visitare. Sono immerso nella natura. Guardate cosa ho di fronte a me. Sono dei sentieri privati, ma sono aperti al pubblico perché le persone di questi luoghi non hanno paura di far conoscere le proprie meraviglie, le rispettano e le amano. La passione e l'amore che hanno verso il proprio territorio lo si vede in ogni angolo, in ogni dove. Un rispetto incredibile della natura e anche una perfetta manutenzione di tutte le aree boschive, cosa non da poco. Qui si collabora, si conoscono uno a uno, sono piccole frazioni rimaste come un tempo. Sì, si sono allargate, ma con grandi valori. Questo mi fa venire in mente la confraternita di Valdobbiadene. È nata nel 1946. Pensare che è nata per aiutare gli altri, sì, perché nel dopoguerra c'era stata una forte crisi e qui in Veneto tantissimi emigrarono, lasciarono le vigne e i propri terreni incolti allo stato di abbandono. Nasce così, in una grotta, questa confraternita per aiutare gli altri a coltivare i campi, per dargli gli insegnamenti, le tecniche corrette e giuste per valorizzare al meglio la propria viticoltura, che ancora oggi esiste. Sono 150 membri. Pensare che ogni anno viene fatta una degustazione tra i membri della confraternita per decidere quale sia il prosecco migliore. Le bottiglie sono anonime, ma una volta
che si è concordi con qual è il miglior prosecco, ne vengono prodotte 5.000 con l'etichetta Confraternita di Valdobbiadene limitata, ma per dar valore al prosecco di OCG. Guardate che posto è questo, tra questi vigneti lungo la collina, il bosco e altre coltivazioni di viticoltura, sembra di essere fuori dal mondo, un vero spettacolo. Guardate che meraviglia. Sono nel paese di Rolle, qui c'è un anfiteatro naturale, una piccola cascata, un rigolo d'acqua. Un tempo era sicuramente più ampia, ma in questo periodo di siccità certo l'acqua manca. Qui è stato ricostruito, come era un tempo, il lavatoio dove le donne del paese venivano a lavare i panni, e gli abbeveratoi, quelli che servivano per abbeverare il bestiame. Questo rigolo d'acqua poi continua la sua discesa per arrivare dove siamo partiti, al molinetto della Croda. Qui era rimasto in abbandono, non si aveva quasi più traccia di quello che era un tempo questo bellissimo lavatoio di Rosada. Adesso è stato rivalorizzato qualche anno fa. Non c'è neanche bisogno del drone. Salendo per questo piccolo sentiero si arriva a questa passerella metallica che va a farci godere appieno la bellezza di questo antico lavatoio e questo territorio veramente fantastico. Mi vado a spostare verso uno dei borghi più belli d'Italia. Certo che oggi c'è l'imbarazzo della scelta, perché sto veramente attraversando piccoli borghi ma mantenuti in condizioni veramente eccezionali. Guardate anche che scorci, cioè si ritorna veramente indietro nel tempo. Ci sono dei punti straordinari di questo percorso. Poi l'immersione, come in questo caso, nella natura è totale. C'è una cura maniacale per questi luoghi, si respira una pace, una tranquillità incredibile. Prima di farvi scoprire il Castelbrando che domina la vallata qui di Cison di Valmarino, vi faccio scoprire uno dei borghi più belli d'Italia, così denominato perché è rimasto come un tempo uno dei borghi meno rovinati d'Italia. Da qui inizia anche la via dei mulini. In realtà oggi di mulini se ne vedono ben pochi, ma il torrente Rugio che scendeva dalla vallata andava a dare energia a tantissimi mulini che producevano la farina, e ancora oggi si può vedere un piccolo capolavoro del tempo, una città che è rimasta ferma al Medioevo. Guardate queste mura di contenimento, sono lungo tutta la città che attualmente ha solo 1000 abitanti. È secco purtroppo, il Veneto sta patendo un'enorme crisi idrica. Guardate anche queste case come un tempo. Ultimo punto di interesse di oggi, ma non per importanza, è Castelbrando. Pensare che già nel Medioevo qui c'erano delle fortificazioni, perché andava a dominare la Val Mareno e la Val Cison. Castelbrando è un monumento storico nazionale, è uno dei più grandi e antichi castelli d'Europa, domina le colline del Prosecco, da poco patrimonio UNESCO. Oggi è un albergo con ristorante e bar, ma ha ancora lasciato alcuni luoghi come erano un tempo, come la stanza delle torture. Si fa un vero e proprio viaggio nel Medioevo. Pensare che ogni anno c'è l'albero vivente più alto d'Italia, con i suoi 33 metri in cedro,
dell'età di oltre 200 anni. Spettacolare! Il video di oggi finisce qui, 45 km, 700 metri di dislivello per questo giro ad anello. Ci sono alcune salite belle toste, quindi serve un po' di fiato e gamba, comunque con un po' di allenamento si riesce a fare. Gli sterrati non sono difficili, sono adatti a tutti, perfetti anche per una gravel. Si fa un percorso su strade secondarie, ciclabili, leggeri sterrati in mezzo al bosco, ma veramente tenuti benissimo e ben battuti, quindi è fattibile da tutti con un po' di allenamento o un e-bike. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, se avete qualche idea su qualche luogo che avete particolarmente a cuore e vorreste vedere qua nel mio canale, scrivetemelo qua sotto nei commenti, magari ci farò un video. Come sempre, ciao da Federico e alla prossima!